Venezia. Dopo un'attività di indagine in centro storico, la polizia ha sequestrato oltre 42 grammi di droga. Con indizi schiaccianti sono risaliti a una 46enne veneziana che forniva supporto ai pusher della zona, oltre che spacciare abitualmente in laguna. Dopo averla pedinata è stato trovato il covo della banda, in zona Castello. Si nascondeva un 46enne algerino, pregiudicato e clandestino, gravato dal divieto di ritorno nel comune di Venezia. C'erano anche varie dosi di hashish. Entrambi sono stati denunciati, ma le indagini continuano per trovare ulteriori complici. Spinea, scene da Far West sotto gli occhi dei passanti. In piazza Rosselli un albanese avrebbe minacciato di morte un ragazzo brandendo una balestra. Secondo il racconto di quest'ultimo, tutto è iniziato davanti al supermercato, quando, indispettito per una macchina che ostruiva il passaggio, è andato a cercare all'interno il proprietario. L'albanese l'avrebbe strattonato e il giovane gli avrebbe dato una testata. Di lì le minacce di morte con la balestra davanti a tutti, nel supermercato. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, ma quando sono arrivati l'aggressore se n'era andato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza. Venezia. Era prevista la processione solenne dalla chiesa di San Salvador alla Basilica di San Marco per l'apertura della Porta Santa della Misericordia, ma per motivi di sicurezza rischia di saltare. I sacerdoti lo ripetono più volte durante le messe: pellegrinaggi e processioni sono caldamente sconsigliati. La conferma è arrivata anche dall'arciprete della Basilica, Monsignor Camillotto. La decisione sarebbe giunta autonomamente dalla Curia, senza che la questura abbia richiesto alcuna sospensione.